In acqua le ragazze, dopodiché passeremo ai ragazzi. Le serie previste sono 11 dei 200 stile maschili. Per l'11ª sono i blocchi in 2 Eugenio Vendramin, in 3 Edoardo Patuzzi, in 4 Pavel Saleri e in 6 Cristian Valerio. In acqua invece la prima serie 200 stile ragazze e femmine. Passaggio ai 50 metri, 30 e 37 Alessia Zanda alla settima corsia, in quarta corsia Ludovica Zarpellon, 30 e 62, l'abbiamo ricordato quella medaglia per l'anno del 2001 allo Stadio del Nuoto di Riccione nel mese di marzo ai campionati italiani giovanili, il bronzo per lei nella gara proprio dei 200 stile libero. Ci avviciniamo alla virata di metà gara proprio con la Zarpellon che si mette al comando, 1:03:47, 32:85 i suoi secondi 50 metri, Alessia Zani in seconda posizione, 33:98 i suoi secondi 50 metri, poi Carlotta Tassotti 1:04:57 il suo passaggio a metà gara e dunque al momento 2:09:99 il miglior tempo di Alessandra Gnoato che ha vinto la serie precedente, la seconda serie, ma noi siamo già alla virata dei 150 con Ludovica Zarpellon in quarta corsia, 33:27, Carlotta Tassotti sale in seconda posizione, 34:27, Jordan Jen Rolf in terza posizione, 34:60, ma siamo già nell'ultima vasca di gara, tempo di riferimento sempre 2:09:99 dell'Agnoato, ma è Ludovica Zarpellon dalla quarta corsia che va a prendersi i 200 stile categoria ragazze, 2:08:84 Ludovica Zarpellon, seconda posizione Carlotta Tassotti 2:12:89, ma aveva fatto